Dopo 14 ore di autopsia ha confermato l'addio a Giulia Cecchettin. Martedì alle 11 a Padova. Affisse le epigrafi, tolta al nostro affetto, scrive la famiglia. Proclamato il lutto regionale, attese 10.000 persone. Non accettavo che fosse finita, la volevo per me. Alcune delle frasi di Filippo Turetta nelle 9 ore di interrogatorio in carcere. L'esame autoptico ha rivelato decine di coltellate. Valanga nel pomeriggio sul passo Giau, sci alpinista travolto ed estratto dalla neve dal compagno, muore. Poco dopo soccorsi difficili per una bufera di neve in corso. Potrebbe governare benissimo il Veneto, in tour nella nostra regione. Il segretario nazionale di Forza Italia lancia la candidatura di Flavio Tosi per Palazzo Balbi, e nella Marca tra i presenti anche l'assessore Bottacin, sempre più vicino agli azzurri. Continuano le ricerche del 43enne di Martellago scomparso da lunedì. Oggi in azione anche droni e cani specializzati. Caccia ai criminali che questa notte hanno fatto saltare un bancomat a Villa Verla. Nel Vicentino una banda di professionisti in un minuto hanno arraffato il bottino e sono fuggiti. Già tantissimi video dei vostri presepi arrivati in redazione. Da stasera comincia il nostro viaggio tra le natività realizzate da voi telespettatori. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. È arrivata nel pomeriggio la conferma dei funerali di Giulia Cecchettin, fissati per il 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove questa mattina sono stati installati i maxi schermi. La ragazza è stata uccisa con 26 coltellate. Il tuo sorriso, il regalo più bello, il tuo amore, un messaggio per il mondo. La frase che accompagna l'epigrafe di Giulia Cecchettin affissa oggi a Vigo Nuovo, il paese dove è cresciuta la giovane. Giulia, che con immenso dolore è stata tolta il grande affetto della sua famiglia. Le parole scelte da Papagino per annunciare la data dei funerali, confermati per martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. 2 i maxi schermi già montati per consentire alle oltre 15.000 persone previste di partecipare all'ultimo saluto, uno sul Sagrato e uno in Prato della Valle. Il nulla osta alle esequie dopo la lunga autopsia sul corpo della 22enne laureanda in ingegneria. 14 ore, l'esame autoptico si è concluso dopo le 23:30 di venerdì, un tempo così lungo dovuto al gran numero di lesioni di arma da taglio riscontrate sul corpo di Giulia, che hanno richiesto molti accertamenti da parte dei periti di parte e di quelli incaricati dalla procura. Le cause della morte dovute proprio alle coltellate, in particolare una al lato sinistro del collo, che hanno provocato il dissanguamento, e non al trauma cranico riportato dalla giovane dopo la caduta a terra nella zona industriale di Fossò, dove erano state riscontrate vistose tracce di sangue. Infine, l'esame autoptico non avrebbe rilevato tracce evidenti né sulla bocca né sulle mani di Giulia di legature con lo scotch. Un pezzo di nastro adesivo con tracce di capelli era stato repertato proprio nel luogo della seconda aggressione alla giovane. La ragazza dunque potrebbe essere stata colpita a morte con il coltello ritrovato nell'auto di Filippo Turetta dopo essere stata caricata nella macchina dopo l'aggressione a Fossò. Nel frattempo emergono altri particolari del lungo interrogatorio di Filippo Turetta avvenuto ieri nel carcere veronese di Montorio. L'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita. Quella sera mi è scattato qualcosa in testa, ho perso la testa, ha affermato parlando di delitto d'impeto. Turetta ha detto anche di aver commesso un fatto terribile per il quale non ci sono scusanti, ribadendo di essere pentito, affranto e pronto a pagare in termini di giustizia. Nel giorno dei funerali della 22enne sarà lutto regionale. Lo attendiamo tutti con pazienza e al tempo stesso con rispetto, fiduciosi e anche con la speranza che un momento come questo in una città accogliente come Padova, che sa accogliere davvero tutto, perché gli spazi ci sono, le sensibilità possono esserci davvero tutte, sia qualcosa che ci aiuterà a uscire più forti e conoscendoci un po' di più. Poi alle 14 a Saonara l'addio privato della famiglia Cecchettin, che ha chiesto non fiori ma opere di bene in memoria di Giulia. E martedì sarà lutto regionale. L'ufficialità oggi con le disposizioni del governatore Zaia, che oltre ad invitare le istituzioni a porre le bandiere a mezz'asta e i cittadini ad indossare ed esporre fiocchi rossi, chiede alle attività economiche di osservare durante le esequie un momento di pausa nelle attività. Intanto a Vigo Nuovo continua il via vai di cittadini per portare a Giulia un fiore o un pensiero. Ho pensato fosse giusto fermarsi un minuto a fare un pensiero
Con sua figlia? Con mia figlia, sì. Famiglie con bambini, donne, uomini, ma anche giovani. È incessante il via vai di fronte al municipio di Vigonovo per portare un fiore o un biglietto a Giulia. Si fermano per un pensiero o una preghiera. Piccoli gesti che aiutano anche a costruire il carattere e la personalità. È stato un pensiero della bambina perché ha voluto portare anche lei una dimostrazione d'affetto verso di Giulia. Le esequie sono state fissate per martedì mattina a Padova. Nel giorno del funerale il lutto si estenderà all'intero Veneto. E lei ci andrà alla sua famiglia? Penso di sì, perché per stare vicino alla famiglia di Giulia una piccola presenza per lei sì. Martedì, se posso vado, perché coi turni che ho cercherò di essere presente. Ecco. Molte persone non vi potranno partecipare per impegni di lavoro, anche se secondo le stime saranno presenti almeno 10.000 persone. Le dispiace non poter andare al funerale? Certamente, assolutamente. Starei a casa anche una giornata di lavoro. Anche di fronte a casa di Giulia la gente senza tregua lascia un pensiero, un peluche, un biglietto. La rabbia si mescola al dolore, come nel messaggio lasciato davanti alla casa di Giulia. Hai spento uno sguardo, ma hai alimentato fuoco nel nostro. Ora bruceremo tutto per te, Giulia, e per tutte le donne. Dai pensieri alle promesse. E dobbiamo lottare, dobbiamo fare rumore, perché non ci sia nemmeno un'altra Giulia, nemmeno un'altra donna morta per mano di un uomo. E proprio per consentire a tutti di seguire la cerimonia funebre prevista appunto per martedì dell'addio a Giulia Cecchettin, Antena 3 trasmetterà in diretta il funerale. E continuiamo con la cronaca, perché c'è stata una tragedia oggi nel primo pomeriggio al Passo Giau, dove 2 sci alpinisti sono stati travolti da una valanga in zona Forcella Lo Schiesò, e entrambi sono stati travolti dal distacco nevoso. Uno dei 2 è riuscito a rimanere in piedi, l'altro è stato travolto. Grazie al dispositivo ARTVA il compagno è riuscito ad individuare l'altro sci alpinista e ad estrarlo dalla neve. Le sue condizioni erano gravissime. Il compagno ha immediatamente cominciato le manovre rianimatorie, lanciando nel frattempo l'allarme. Sul posto sono arrivate le squadre del soccorso alpino. Gli operatori hanno proceduto con le manovre rianimatorie, ma purtroppo per lo sci alpinista non c'era più nulla da fare. Il deceduto è un escursionista 66enne del Bellunese. Le condizioni, tra l'altro, dei soccorsi sono state rese particolarmente difficili dalla bufera di neve che era in corso. E il maltempo che in queste ore sta interessando soprattutto l'area montana e pedemontana della nostra regione, ha portato anche un'inaspettata grandinata di dicembre, colpite soprattutto nella Marca le zone dell'Asolano e della Castellana. In questo video vedete le immagini postate sulla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Vediamo la strada imbiancata dalla grandine improvvisa Riese Pio X, e poi alcune foto da Valdobbiadene e Farra di Soligo. Il tutto, spiegano gli esperti, a causa del forte contrasto tra la massa d'aria caldissima per il periodo e la nuova massa d'aria più fredda in arrivo proprio in queste ore. Intanto la Protezione Civile ha emesso un bollettino che dichiara lo stato di attenzione, allerta gialla fino alla mezzanotte di domani per criticità idrogeologica nei bacini Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e Piave Pedemontano, e lo stato di attenzione per criticità idraulica fino alle 14 di domani nei bacini Adige, Garda e Monti Lessini, per il transito della piena lungo l'Adige, Livenza, Lemene e Tagliamento invece per il transito della piena del Tagliamento. La politica ora, tour Veneto per il segretario nazionale di Forza Italia Tajani, che lancia la candidatura alle regionali di Tosi. Flavio Tosi è certamente nella rosa di Forza Italia il candidato che potrebbe governare benissimo il Veneto.
L'investitura arriva dal segretario nazionale di Forza Italia, il vice premier Antonio Tajani, che lancia la candidatura dell'attuale coordinatore regionale azzurro. Tosi in lizza per la successione di Luca Zaia nel 2025. Abbiamo tanti nomi da offrire ai nostri alleati, aggiunge Tajani. Non poniamo veti, ma non accettiamo veti. Nella tappa Vittorio Veneto anche una finestra sull'autonomia. Procedono avanti di pari passo e noi ci auguriamo di poterle portare a termine in tempi più rapidi possibili. Da 2 giorni in Veneto di Tajani, gli incontri con le categorie confermano che qui Forza Italia vuole contare e che stia diventando sempre più attraente rispetto a chi non si riconosca più nella Lega. Lo dimostra la presenza, seduto in prima fila tra Tosi e il coordinatore trevigiano Fabio Chies, dell'assessore regionale Giampaolo Bottacin, uno dei ribelli del Prato di Pontida. E c'è anche l'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, che con Matteo Salvini non ha decisamente feeling. Giampaolo Bottacin, Toni D'Arè ed altri sono persone che hanno competenza amministrativa, hanno governato, stanno governando, sanno governare, e quindi Forza Italia rispetto a persone di questo calibro sta a loro scegliere. Io spero che vengano, ovviamente, proprio perché li conosco bene, sono amici e sono persone capaci. Continuano le ricerche del 43enne di Martellago scomparso da lunedì, l'appello della moglie. Non mi interessa sapere cosa è successo. Tutto si risolve, ho una famiglia che la mia, quella da parte sua, unita, perciò si risolve tutto. Però qualsiasi possa essere l'aiuto, un avvistamento, qualsiasi cosa di aiutarmi a portarlo a casa, perché i suoi figli chiedono di lui. È un appello accorato a chiunque possa essere d'aiuto nelle ricerche del marito Luca Livieri, quello lanciato da Martellago dalla moglie Elisa, ma anche un appello rivolto direttamente al marito, perché i suoi 2 figli di 11 e 15 anni da lunedì chiedono del loro papà. Ce lo descrive un istante? È 1,94, alto, magro, capelli rasati, barba incolta perché non se l'era fatta, andamento ondeggiante. Come è vestito? Come era vestito perlomeno quando è uscito di casa? Aveva i pantaloni neri e la tuta dell'Adidas, la felpa con la scritta grande Adidas. Io presumo che lei da 6 giorni si stia domandando perché, dove si trovi suo marito. Che risposte, se è riuscita a darsene, ha raggiunto, ha ottenuto? Nessuna. Avevamo una famiglia normale, lavoro, casa, figli, una routine normalissima. Non c'era niente che mi dava da pensare che potesse fare un gesto del genere. Lunedì mattina Elisa ha salutato il marito come è avvenuto 1000 altre volte, ma da allora non ha più avuto sue notizie. Luca non è andato al lavoro, il cellulare è spento, la macchina nel garage. Lunedì a mezzogiorno sarebbe stato visto in piazzale Cialdini a Mestre, martedì sera a Chirignago. Chi lo vedesse deve fare una cosa sola. Chiamate il 112, qualsiasi cosa chiamate il 112. La cronaca ci porta nel Vicentino con un assalto ad un bancomat, vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Eccoci di nuovo in diretta edizione del Veneto dei nostri telegiornali, andiamo ora a Villa Verla dove caccia la banda che ha fatto saltare un bancomat. Un'esplosione nel cuore della notte ha fatto saltare il bancomat della filiale di Banche Venete Riunite di Villa Verla. I banditi sono riusciti ad impossessarsi dei contanti e a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Un piano eseguito verso le 4 con estrema precisione e velocità, concluso in circa 1 minuto, che denota una professionalità consolidata dei malviventi. Un episodio che non succedeva da tempo e che conferma la statistica di questo periodo in cui si assiste all'aumento dei reati anche in questo comune. Sì, diciamo che anche qui abbiamo constatato nell'ultimo periodo un aumento di furti o comunque tentativi di furti, finora piccole cose, nel senso sono entrati nelle scuole, nelle sedi di qualche associazione locale del paese. Il colpo di questa notte invece ovviamente sicuramente è stato effettuato da bande che sono delle bande organizzate ma che colpiscono nuovamente comunque delle attività presenti nel nostro territorio. Io sono un ex direttore di banca di questo paese e ho subito 3 rapine e ho 2 volte il bancomat, quindi ho una certa esperienza, però queste cose succedono ancora.
Il bancomat di questa banca era già stato rapinato 2 anni fa, per questo era stato creato un vano interno. I criminali però sono riusciti nuovamente nell'impresa con la tecnica della marmotta. I carabinieri stanno vagliando le immagini di videosorveglianza del territorio per controllare gli accessi delle vie di fuga. E l'appello che faccio ai cittadini del mio paese, ma anche dei cittadini di tutta la provincia, è quello di prestare particolare attenzione nei casi di dubbi sospetti, avvisate subito le forze dell'ordine perché sono presenti nel territorio e prima li avvisiamo, prima riescono anche a intervenire tempestivamente. Torna anche quest'anno la rubrica Il tuo presepe, dedicata alle vostre rappresentazioni della Natività. Vi ricordo che potete inviare le vostre immagini via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate vostro nome, cognome, comune di residenza. Se volete anche inserite un messaggio di auguri o la descrizione del vostro presepe. Siamo pronti a ricevere tutti i vostri video e condividerli assieme a tutti voi ogni giorno nel nostro telegiornale. Inizia quindi questa sera il viaggio tra i vostri presepi. Vediamo insieme le natività realizzate dalla famiglia Artuso di Preganziol, la famiglia Pase di Mareno di Piave e il presepe di Silvia da Vittorio Veneto e quello della famiglia Savio da Belluno. Vediamoli insieme poi le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. L'anticiclone guadagna terreno, favorendo un miglioramento sul nostro territorio. L'influsso di aria artica renderà però il clima gelido. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 3 dicembre evidenzia un ampio soleggiamento e un cielo sereno. Attenzione a possibili gelate notturne. Le temperature saranno in sensibile calo, minime sotto zero praticamente ovunque, massime comprese tra 3 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno con possibile residua nuvolosità al mattino. Farà piuttosto freddo con temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove è previsto molto sole con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime ampiamente sotto zero, massime sui 3-4 gradi. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.